L'omicidio di Vittorio Veneto, parla la madre della donna accusata insieme all'amica di aver ucciso il 57enne Paolo Vai. Non andrò a trovare mia figlia in carcere, dice la donna. Si è spenta dopo 2 giorni una 61enne di Musano investita da un camion mentre era in bicicletta. Si aggrava il bilancio di un'estate nera sulle strade, soprattutto per ciclisti, pedoni e motociclisti. Autonomia alla rabbia del Veneto dopo l'ennesimo rinvio e sulle reti di media nord-est, un contatore su un percorso diventato agonia, il governatore Zaia, fate bene, è una presa in giro che non possiamo accettare. Aumenti degli affitti degli alloggi ATE nei quartieri trevigiani, monta la protesta tra gli anziani, c'è chi si è visto quadruplicare l'importo sotto accusa alla regione. In Veneto mancano all'appello 1300 medici, le carenze maggiori nei pronto soccorso e nelle pediatrie dove il servizio in alcuni casi è garantito dalle cooperative. Cordignano tenta di farsi consegnare dei soldi da un 71enne con la truffa dello specchietto, non riuscendoci lo minaccia con un coltello, denunciato 35enne. I trevigiani ed il ricordo dello sbarco sulla Luna, emozioni di quella notte ma anche la singolare storia dell'ingegnere che dalla Marca stava per salire sull'Apollo 11. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'omicidio di Vittorio Veneto, parla la madre della donna accusata assieme all'amica di aver ucciso il compagno 57enne Paolo Vai. Sentiamo. Ha trascorso una notte tormentata Cornelia Predal, la madre di Patrizia Armellin, la convivente di Paolo Vai, accusata assieme all'amica Angelica Comarci di omicidio volontario in concorso. Ore di sonno prolungate con un sonnifero per la tragedia che ha coinvolto sua figlia, con la quale ci dice non parlava da molto tempo. Da quanto tempo non ci parlava? Da anni. Da anni? Ma c'erano problemi tra lei e sua figlia? Tanti. Non sapeva chi fosse nemmeno la donna amica della figlia che la notte dell'omicidio era in casa con la vittima. L'altra signora, lei la conosceva? No. Ah no, non la conosceva? Non l'ho mai vista, non so neanche come che si chiamano, niente, guardi. E come si trovavano in casa assieme? Patrizia Armellin si trova rinchiusa nell'istituto penitenziario della Giudecca a Venezia. La andrà a trovare. È molto dispiaciuta di quello che è successo. Però lei è la mamma. La andrà a trovare, penso, no? Non so cosa dirle adesso. In casa vive con il marito la signora Cornelia, preoccupata anche per il suo stato di salute. Dopo la tragedia è stato colto da un malore, ma non ha voluto andare in ospedale, preferendo stare con la moglie. Pensavo di ricoverarlo ieri sera. Perché stava molto nervoso? No, non dopo, dove stai male, mi ha detto no. Proprio invece alle 9 sono andati a letto e... È una signora abbastanza forte. Sì, finché duro, perché sono cardiopatica. Prima di rientrare in casa si lascia ad un ultimo sfogo su quanto si è detto sulla vita di sua figlia con il compagno e delle presunte liti che avvenivano nella villetta attigua a quella dove abita con il marito. Ma quel che mi desiate, perché qualcuno che dice chiaro e tondo ha scritto che erano sempre in lite. In lite non erano, perché nessuno ha mai sentito litigare. La gente qua paratorna. Parlano troppo le persone. No, la gente, nessuno ha sentito, non si sentiva mai parlare. Mi scusi, sa? Mai, niente. Una 61enne di Musano è morta a 2 giorni dall'incidente in cui era rimasta coinvolta ed era reduce da un altro incidente, un tamponamento a marzo, e si stava proprio riprendendo da quell'incidente. Il bilancio della mortalità sulle strade trevigiane si aggrava dunque ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette utenze deboli della strada. Investita martedì da un tir mentre era in sella, la sua bicicletta si è spenta 2 giorni dopo all'ospedale di Treviso, malgrado i traumi riportati lì per lì non avessero destato particolare preoccupazione.
Marilisa Bortoletto, vedova 61enne di Musano, non ce l'ha fatta e ora il conducente del mezzo pesante è sotto inchiesta per omicidio stradale. La donna lascia 2 figli, Omar e Luca Schiavon. La sua morte va ad aggravare un bilancio drammatico sulle strade della Marca, con i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti e motociclisti, vittime della stragrande maggioranza dei sinistri. Stiamo vivendo sicuramente un inizio di estate, una primavera, un inizio estate davvero pessimo dal punto di vista della mortalità. È chiaro che l'utente debole della strada necessita di maggiori cautele, maggiori attenzioni proprio per la condizione fisica di sproporzione che subisce nel caso dell'incidente. È di ieri sera un altro grave incidente con un pedone coinvolto, una 67enne di Vicenza investita in retromarcia da un'auto davanti alla chiesa di San Zenone degli Ezzelini. La donna, che ha riportato un serio trauma cranico, è stata trasportata d'urgenza in elicottero al Cafoncello. L'aumento della mortalità sulle strade di quest'ultimo anno si spiega, per la Polstrada, con l'incremento del traffico dovuto a una ripresa economica del territorio. Più macchine in movimento e quindi statisticamente più elevato numero di incidenti. La prima causa di incidente, la distrazione, negli ultimi anni rimane un elemento assolutamente forte per noi di preoccupazione, perché riscontriamo ancora un elevatissimo numero di incidenti che non hanno spiegazione in alterazioni o altre cause, e quindi lo dobbiamo necessariamente attribuire alla distrazione. Intanto anche la polizia locale di Treviso, contro il fenomeno delle stragi del sabato sera, tornato di drammatica attualità con la tragedia di Jesolo, ha annunciato un potenziamento dei controlli serali e notturni per contrastare soprattutto lo stato di alterazione alla guida dovuto ad alcol e droga. Torniamo a parlare dell'autonomia, la rabbia del Veneto dopo l'ennesimo rinvio, e sulle reti del nostro gruppo Media Nord-Est un contatore, lo vedete da ieri sera sui vostri teleschermi, su questo percorso diventato un'agonia. Il governatore Zaia, fate bene, è una presa in giro che non possiamo accettare. Sentiamo. Contateli i giorni, fino a quando ha capito, già la misura è colma, però noi siamo gente pacifica, però non ci facciamo prendere in giro. L'autonomia che non arriva, impantanata a Roma tra rinvii e contrasti all'interno del governo, ed intanto i giorni che passano inesorabili sopra le teste dei veneti, che si sono espressi a gran voce il 22 ottobre del 2017. Per non far cadere nel dimenticatoio quella voce, per non scordare l'iter instradato senza che ci sia stata una reale risposta ai cittadini di questa regione che si sono espressi per l'autonomia del Veneto, è partito sulle emittenti del network Media Nord-Est il counter che ogni giorno aggiungerà un numero a quello già enorme che ci allontana da quello storico 22 ottobre, uno speciale orologio dei giorni a segnare il tempo perso nell'aspettare una risposta all'istanza del Veneto, un'iniziativa che piace anche al governatore Zaia, mai come in queste ore adirato dopo l'ennesimo rinvio. Fate bene. Tutti noi dobbiamo rispondere al fatto che il 22 ottobre del 2017 si è fatto un referendum, l'abbiamo tutti sostenuto, 2.328.000 veneti sono andati a votare. Per noi non è stata una passeggiata, e sinceramente sentire ancora parlare di assalto all'unità nazionale, messa in discussione dell'unità nazionale, paese di serie A e di serie B, la secessione dei ricchi, scusi, praticamente stanno dicendo da Roma che la Costituzione è incostituzionale, cioè noi stiamo facendo quello che dice la Costituzione, ma è tutto incostituzionale, cioè non va bene nulla, è vergognoso questo comportamento e io non lo posso accettare. Io sono qui a rappresentare i veneti, non i romani, e quindi li rappresenterò fino in fondo. Sulla stessa linea il presidente della Lombardia, che oggi su Facebook attacca il premier Conte, mi aveva assicurato sulla volontà di arrivare ad una soluzione. Scrive Fontana, così non è stato, ha scelto l'assistenzialismo, la vecchia politica, la restaurazione, invece di guardare al futuro dei nostri ragazzi. Replica a distanza il ministro pentastellato Fraccaro: non c'è nessuna malafede, stiamo cercando di costruire questo percorso dell'autonomia in modo che possa essere utilizzato anche dalle altre regioni che ancora non l'hanno chiesta. Intanto l'opposizione spara a zero con il senatore Alfieri del PD, che sempre sui social si rivolge ai 2 governatori del Nord. Per fare la Lega Nazionale con risultati straordinari, Salvini ha dovuto pagare un prezzo, ha venduto l'anima, l'identità della Lega Nord, vi ha venduti, scrive, fatevene una ragione.
Monta la protesta dei residenti nelle case ATER dopo gli aumenti degli affitti comunicati in questi giorni con lettere raccomandate, un vero e proprio colpo al cuore soprattutto per gli anziani che si sono visti triplicare se non quadruplicare in alcuni casi il canone di locazione. Particolarmente arrabbiata perché io vivo con la mia pensione, cosa devo fare? La Regione Veneto si pone questo problema. Chiama in causa la Regione la signora Gina perché è da lì che arrivano gli aumenti sugli affitti delle case popolari e non è l'unica nel quartiere di San Paolo a Treviso e precisamente nella zona del Biscione, una delle più popolari della città. Per questa gente è stata una vera e propria mazzata l'aumento in un sol colpo dell'affitto. Quanto le hanno aumentato l'affitto? Del 300%. E non è l'unica, stando al capannello di gente che questa mattina si è radunato sotto ai condomini. Quanto gliel'hanno aumentato il canone? Del 400%. Del 400%. E lei da quanti anni è che è qui? 35, più o meno, sì. Il signor Antonio ci racconta che ha deciso di stare su una casa popolare per poter far studiare i figli e poi ci fa vedere la raccomandata con il calcolo di quello che potremmo definire l'ISEE ATER, dove si tiene conto di tutto, anche di una vita di risparmi. Devo dar fondo a quei 4 soldini che io nella mia vita lavorativa ho messo da parte per la mia vecchiaia, la mia e quella di mia moglie. Perché se è vero che ci sono i soldi messi da parte, è altrettanto vero che serviranno per non essere di peso alla comunità. Non devo pesare nella comunità o andare dai miei figli, diciamo così, che anche loro hanno le sue difficoltà. Poi c'è chi addirittura l'aumento l'ha avuto ma senza i soldi in cassa. Non ti porta sa la gente, ma siamo privi di mettere via un soldo, dobbiamo domandare in comune che hanno altri. Per i condomini vanno assolutamente riviste le regole per il ricalcolo del canone, tenendo conto di altri parametri come gli anni di affitto e la regolarità dei pagamenti, ma anche la condizione degli appartamenti, sia per usura che per classificazione energetica. Di questo conta di farsi portavoce il giovane segretario circoscrizionale del Partito Democratico. Abbiamo intenzione di organizzare un'assemblea pubblica e ci rivolgeremo anche al sindaco della città, insomma, perché è rappresentante di tutti i cittadini. È proprio con questa filosofia che la signora Gina manda questo messaggio al Presidente del Veneto. Caro signor Zaia, che tanto sei arrabbiato per l'autonomia, se questa è l'autonomia che tu vuoi portare mettendo i cittadini trevigiani con le spalle al muro e dovendo andare a chiedere la carità, hai sbagliato. Da parte mia ti dico. Ed ora parliamo di sanità. In Veneto mancano all'appello circa 1300 medici, la Regione ne cercava 90 proprio per rimpinguare gli organici dei pronto soccorso degli ospedali del Veneto, ma dopo il maxi concorso ne entreranno in servizio solo 32. La Regione cercava 90 medici di pronto soccorso e in tempi rapidissimi ha organizzato un maxi concorso. Alla fine saranno 32 quelli che entreranno in servizio nelle corsie dei nostri ospedali, 8 medici specializzati, 24 specializzanti all'ultimo anno di formazione. Sono i numeri di un'emergenza sotto gli occhi di tutti, con i casi eclatanti come il reparto di pediatria dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero, chiuso per garantire le ferie al personale medico, dopo i miracoli messi in campo dal lavoro di tutti per scongiurare l'emorragia di specialisti e il nuovo primario in arrivo il prossimo settembre. Dalle Alpi al mare, dalla Marca Trevigiana al Polesine, il ritornello resta lo stesso. Da Padova a scattare un'impietosa fotografia ci pensa il presidente dell'Ordine dei Medici, Paolo Simioni, che tocca il tasto dolente le scuole di specializzazione. In un paese dove è necessaria la specializzazione nei vari ambiti per poter accedere a un posto, diciamo, di dirigente nell'ambito del servizio pubblico, sanitario pubblico, questo comporta un blocco praticamente formativo e quindi anche delle assunzioni di medici che poi si è tradotto anche nelle carenze che in questo momento conosciamo e stiamo vivendo. Sugli specializzandi è intervenuta la Regione Veneto che ha aumentato il numero di borse di studio a disposizione. Adesso tocca al governo fare la sua parte. In fondo sono state aumentate circa 1 migliaio, 2000 circa, 1000 queste borse di specializzazione. Ci sono 18.000 medici che hanno concorso a queste borse di specializzazione contro circa 8.500 posti. Ora, se il problema c'è ed è un problema serio ed è un problema che va affrontato, la risposta non può essere certamente questa. In Veneto per ora si sta cercando di arginare il problema, ma il tempo per soluzioni concrete stringe.
Oggi possiamo ancora far fronte a quelle che sono le emergenze con enorme difficoltà e grande sacrificio da parte di tutti i colleghi e anche grande capacità da parte degli amministratori di comunque cercare di riorganizzare i servizi, però se non c'è una prospettiva chiara e ben definita che deriva dal fatto di fare un vero, importante, grosso investimento sui giovani, non riusciremo tra pochi anni ad avere risolto il problema, quindi saremo punto e a capo. 4 agenti della Polizia Locale di Treviso sono indagati per presunte percosse nei confronti di uno straniero. 4 agenti del comando di Polizia Locale di via Castello d'Amore a Treviso, indagati dalla Procura della Repubblica per lesioni nei confronti di un cittadino straniero. Condotto in caserma per accertamenti, sostiene di essere stato picchiato tanto da aver necessità successivamente di cure mediche. I fatti contestati risalgono all'estate scorsa. Sul caso hanno svolto delle indagini i carabinieri e ora la Procura, che ha aperto un fascicolo, sta accertando eventuali responsabilità dei vigili al fianco dei quali si è schierata senza esitazione l'amministrazione comunale di Cassugana, deliberando l'assunzione degli oneri di difesa in giudizio degli agenti. L'amministrazione, si legge in una nota diffusa dal comune, esprime la massima vicinanza agli agenti e, confidando nella stimata professionalità dei magistrati trevigiani, è certa che questo episodio verrà quanto prima chiarito. Giovani e droga, 2 ragazzi e 2 ragazze tra i 24 e i 28 anni sono stati segnalati alle autorità dai carabinieri di Vedelago perché trovati in auto con marijuana ed ecstasy. 3 di loro hanno tra l'altro precedenti specifici. Di ieri la denuncia a piede libero di altri 3 giovanissimi, sempre nella Castellana, un 19enne con quasi 1 grammo di chetamina ed un 18enne ed un 19enne trovati rispettivamente in un controllo nei locali pubblici della zona con 14 e 10 grammi di marijuana. Uno specialista della cosiddetta truffa dello specchietto, potremmo definire così il 35enne denunciato dai carabinieri di Cordignano. Prima ha tentato la classica truffa dello specchietto, cercando di raggirare un 71enne, poi, di fronte al no deciso dell'uomo, ha estratto di tasca un coltello con una lama di circa 20 cm, facendosi consegnare il denaro, 100 euro, con la minaccia. È accaduto lunedì mattina a Cordignano, in via Lazzaro da Mocenigo, dove il pensionato è stato fermato per strada da un individuo che prima gli ha chiesto i soldi per il presunto danno causato alla sua auto e poi di fatto lo ha rapinato, facendo poi perdere le proprie tracce. Ma trattandosi di un soggetto non nuovo a questo genere di reati, i carabinieri, una volta raccolta la denuncia, hanno individuato il responsabile, poi riconosciuto dal 71enne, un 35enne originario della provincia di Siracusa, denunciato a piede libero per tentata truffa e rapina aggravata. Già nel 2018 era stato fermato per un'altra truffa dello specchietto in Puglia. Anche in quel caso la vittima prescelta era una persona anziana. E proprio agli anziani si rivolgono i carabinieri, invitandoli a non fermarsi di fronte alle richieste di sconosciuti, non consegnare denaro e chiamare immediatamente il 112. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Andiamo ora sulle colline del Prosecco perché è stata inaugurata la prima opera per le colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO. Si tratta di una scultura che rappresenta la forza di un territorio nel credere. In questo evento vediamo. La prima opera dedicata al Prosecco, patrimonio UNESCO, è una vite centenaria intrecciata ad un cancello inaugurata in un ristorante delle colline. La scultura rappresenta il lavoro dell'uomo che si può e si deve aprire ad un futuro radioso. E sì, perché dalle parti delle colline pare non si sia ancora presa coscienza dell'importanza del risultato ottenuto e dunque bisogna unire tutte le forze per raggiungere lo scopo finale, che è quello di esportare le colline del Prosecco in giro per il mondo. Perché è importante prendere coscienza del territorio dove siamo. Questo non vale soltanto per i turisti che arrivano, ma anche per i cittadini che vivono qua. Quindi il fatto che ci siano dei ristoratori locali che hanno degli esercizi pubblici, che creano iniziative di questo tipo, io spero vengano emulate anche dagli altri, proprio per prendere coscienza e parlare di una vera e propria cultura dell'accoglienza. Uno sforzo comune per far crescere notevolmente il turismo in queste zone,
ma senza deturpare il territorio, e in questa direzione che la Regione sta andando avanti. Niente più cemento, ma migliorare quello che già c'è. Abbiamo appena approvato una legge in Consiglio regionale che permette di recuperare tutte quelle casette che sono presenti nelle nostre colline del Prosecco, per poter permettere ai turisti di dormirci dentro. Quindi chi ha questa casetta, questo annesso rustico, lo trasforma in accoglienza turistica, e quindi diamo la possibilità a tutti i turisti di vivere all'interno di questo splendido patrimonio. La Regione chiederà anche l'intervento del Governo attraverso i fondi CIPE e anche con l'approvazione la settimana scorsa della legge delega sul turismo. Lo dichiara l'onorevole Angela Colmellere. L'accordo che noi abbiamo con l'UNESCO è non fare grandi alberghi ma recuperare l'esistente. Ho ricordato al Ministro Bonisoli che a settembre avremo la suddivisione di altri fondi che si chiamano fondi CIPE, previsti appunto per la riqualificazione e ristrutturazione di beni culturali, storico-artistici, e quindi ho ricordato a lui che anche la nostra zona ha necessità di poter intercettare questi fondi, proprio perché dobbiamo sostenere la candidatura UNESCO. Dunque sulle colline è cominciato il conto alla rovescia, ce lo dice un ristoratore del posto. Io parlo forse a nome di tutti i ristoratori, dico che noi siamo pronti, Luca, stiamo collaborando e non costruiremo cattedrali nel deserto come hai chiesto tu. Record di partecipanti per la seconda edizione della Notte Rosa di Oderzo. Il colpo d'occhio è di quelli che non si possono dimenticare. 5.000 donne con maglietta rosa d'ordinanza allo start in via Garibaldi, e la città di Oderzo si è colorata di un meraviglioso fiume rosa di ragazze, mamme, nonne, bimbe che hanno voluto essere presenti in prima linea nella battaglia contro il cancro. L'obiettivo era una raccolta di fondi per l'acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto dei malati oncologici, e le aspettative hanno avuto conferma nei fatti. Grazie alla Notte Rosa un quarto mezzo verrà affiancato ai 3 già in uso alla Lilt per accompagnare i malati ai luoghi di cura. Alla partenza anche la sindaca di Oderzo Maria Scardellato con la collega di Ponte di Piave Paola Roma, l'attrice Monica Vallerini, madrina della serata, e poi tutte le altre donne, 5.000. Poche hanno corso e del resto non era quello lo scopo, quasi tutte l'hanno presa con calma, anche la novantenne Amalia, mamma del sindaco di Oderzo, la più anziana tra le iscritte. Una bella passeggiata dal tramonto alla notte che ha offerto anche una prospettiva diversa degli scorci più belli della città illuminati di rosa. E all'arrivo in Piazza Grande la festa è proseguita tra musica, selfie e applausi fino a notte fonda. Ed ora torniamo alla cerimonia di Vittorio Veneto, in cui ieri sera vi abbiamo anticipato alcune immagini, la deposizione delle ceneri di Iroso, l'ultimo mulo delle truppe alpine. Sei rimasto solo, l'ultimo del coro, dei giganti buoni, ragli, canti e suoni. E non poteva essere che la canzone alpina a lui dedicata a fare da colonna sonora alla deposizione delle sue ceneri sotto al Cipo degli Alpini, vicino alla pieve millenaria di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Iroso, l'ultimo mulo delle truppe da montagna che con migliaia di suoi predecessori ha condiviso la vita militare di generazioni di italiani, sia in guerra che in pace. Una fratellanza che non poteva permettere agli ultimi muli di finire al macello. Ecco perché la storia di Iroso, matricola 212 dell'esercito italiano, è diventata leggenda. Se non ci fosse stato Tony De Luca, dei muli sarebbero stati macellati. Gli ultimi muli d'Italia macellati. Una storia di uomini e animali che può sintetizzarsi in una sola parola: solidarietà alpina. Ora proseguo sotto questo e lungo questo mio dolce sentiero, portando i nostri ricordi sopra il mio basto, adesso leggero. A voi, cocciuti ragazzi di sempre, il compito di proseguire, per far sì che la nostra avventura non abbia a finire.
Ed è con questo spirito, con questi onori, che ora le ceneri di Iroso non sono state sparse al vento e il suo zoccolo, come le piastrine di tanti caduti, sarà consegnato al Museo Nazionale delle Truppe da Montagna. Ed ecco perché Iroso non è stato solamente un mulo. È un ricordo che non ha voluto essere per nulla qualcosa di sacro, nemmeno di profano, non è blasfemia, è solo una cerimonia alpina che ha reso onori a chi, come l'uomo, ha servito la nostra Italia. E siccome queste storie non possono finire così, l'ultima immagine è per questo piccolo mulo, nato da qualche settimana dall'ultima compagna del generale Quattro Zampe. Il suo nome, manco a dirlo, è Iroso Junior, simbolo di un pezzo di storia degli alpini che continua. A 50 anni da quell'evento il ricordo dei trevigiani della notte dello sbarco sulla Luna. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Let me see what spring is like. Io mi ricordo benissimo che qui in via San Nicolò c'era un maggiore, un ingegnere dell'aeronautica che faceva parte della NASA, era il primo astronauta che doveva partecipare ai corsi di selezione europei e lui l'aveva centrato, è riuscito a entrare. Ricordi di una notte d'estate di 50 anni fa, mezzo secolo da quando c'è stato quel piccolo passo di un uomo nel suolo lunare, ma un grande passo dell'umanità. I trevigiani ricordano bene quella nottata, come l'architetto Giorgio Fantin. Accendendo la radio ho sentito tutta la storia dell'allunaggio. Quindi non l'ha vista, l'ha sentita? L'ho sentita. E come se la immaginava? Mamma mia, ho detto, ma se mi pare impossibile. Ecco, la prima roba ho detto, mi pare impossibile. Poi mi sono di raccontare storie, i soliti americani, e dopo man mano ho sentito anche a me sto calore di come questi urli che diceva siamo arrivati qua e là, tutte cose, una cosa, venendo a casa mi sono detto devo cambiare il mondo. Poi c'è chi da scrittore, ora come allora, la Luna preferisce pensarla inviolata. Ma devo dire che non mi ha particolarmente esaltato, ma perché l'universo è così immenso che è fatto di miliardi di galassie e ogni galassia ha miliardi di stelle, per cui la Luna nell'ambito era un microbo. Poi c'è il ricordo del preside universitario, allora giovane studente di chimica. Io 50 anni fa ero a Stanford in California, all'università. Che ero borsista e lavoravo là, al dipartimento di chimica. C'era un'esaltazione fra gli americani su quella roba, no? E andavamo a vedere alla televisione al Medical Center. Ed oggi, a mezzo secolo di distanza, in questa storia lunare l'indicazione rimane sempre la stessa. Ci ha insegnato che bisogna guardare sempre al futuro, cioè noi vecchi pensiamo un po' anche al passato, ma i giovani devono guardare sempre al futuro, perché è là che avranno il loro avvenire. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Avrebbe falsificato circa 400 moduli di attivazione di SIM telefoniche intestati ad altrettanti ignari sottoscrittori che improvvisamente si sono ritrovati titolari a loro insaputa di una decina di contratti a testa. Nei guai per falso e trattamento illecito dei dati personali è finito un bellunese di 62 anni che è stato denunciato dai carabinieri. L'uomo avrebbe potuto mettere in piedi l'attività illecita grazie ai suoi trascorsi da dipendente in alcuni negozi di telefonia della provincia. Nel corso delle indagini sono stati identificati un'ottantina di intestatari di SIM multiple. Clamoroso il caso di un cittadino straniero che si è trovato suo malgrado ben 150 SIM intestate. È quasi finito l'incubo per gli abitanti sfollati di Schiuccaz dal Pago. Vediamo. Buongiorno. Si ritorna a casa? Si ritorna a casa finalmente? Per il momento no. Ancora no perché è soltanto di giorno. Sì, soltanto di giorno per fare pulizie o... A Schiuccaz è il gran giorno, abbiamo oltrepassato il cancello che è ancora rigorosamente sigillato con un lucchetto. Oggi i proprietari delle abitazioni hanno potuto fare rientro a casa solo in orario diurno per iniziare a fare pulizia.
68 giorni fuori dalle proprie case, minacciate da un enorme movimento franoso che il 12 maggio costrinse il sindaco ad emettere un'ordinanza di sgombero, ci sono volute 40 carichi di dinamite per mettere fine a un periodo di angoscia per i residenti e per le attività del piccolo borgo. Era ora? Era ora, sì. Sono passati 2 mesi e mezzo, dal 12 Di maggio. di maggio. Insomma, dai, stanno ancora lavorando. Il cantiere è ancora aperto, la conclusione dei lavori è prevista all'incirca fra una decina di giorni. Come potete vedere ci sono le macchine operatrici ancora all'opera. Si lavora senza sosta per lo sgombero del materiale. Nel borgo di Schiucazza si vedono le imposte delle case aperte. C'è poca voglia di parlare nella casa dai muri rosa. La sua proprietaria, quasi in lacrime e lontana dalle telecamere, ci racconta che lei e la sua famiglia hanno patito lo sgombero in emergenza 7 mesi fa, quando la tempesta Vaia diede i primi segnali preoccupanti della fragilità del versante che sovrasta l'abitazione. All'interno tutto da buttare. Sono mesi che sono ferme e anche il mio collega, sono appena andato, vestiti, gli armadi, è pieno di muffa, pieno di tutto, sarà un bel casino per lui rientrare in casa. Protezione Civile, Regione Veneto, Veneto Strade e Comune, un grande sforzo collettivo per un intervento che ha escluso ulteriori situazioni di pericolo. Per ora il ritorno alla vita normale è condizionata da questa recinzione che a Schiucazza si conta di rimuovere definitivamente entro la prossima settimana. Dopo l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 di prepotente attualità torna la questione dell'ammodernamento delle infrastrutture bellunesi, la sfida è quella del prolungamento della A27. Completamento della variante di Longarone e realizzazione del bypass di Cortina sono questi i primissimi interventi da eseguire con urgenza nel Bellunese in vista delle Olimpiadi invernali 2026. È un'opportunità da cogliere per colmare il gap infrastrutturale che sta isolando Belluno dal resto del Veneto. La regione della partita, dice l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. L'altra grossa sfida è il prolungamento dell'autostrada. Ovviamente però il prolungamento dell'autostrada ha un senso nel momento in cui lo sbocco si arriva in Austria. Ma noi dobbiamo avere l'accordo da parte dell'Austria di poter proseguire. La discussione deve perciò spostarsi al tavolo di Euregio con le regioni dell'Austria e con il Friuli Venezia Giulia. Dal tavolo delle infrastrutture è emersa una cosa importante, non si parla solo di autostrada ma si parla anche di superstrada o di strada, l'importante è che ci sia un collegamento intervallivo. A Villa Patta di Sedico venerdì l'assessore De Berti e i tecnici della regione hanno illustrato la proposta del piano regionale dei trasporti 2020-2030 che ha una visione sullo sviluppo futuro di tutto il Veneto e che evidenzia le criticità di Belluno. Nodo cruciale la velocizzazione dei collegamenti ferroviari fra Belluno Venezia e fra Belluno e Padova. L'elettrificazione è una partita importantissima, il 24 andrà in CIPE il nuovo contratto di programma MIT RFI dove il completamento dell'elettrificazione, i famosi 130 milioni sono stati stanziati. Velocizzati i collegamenti e tolta la rottura di carico a Montebelluna, da novembre arriveranno nuovi treni. Nell'arco di 3 anni ce ne saranno 78 di nuovi, molti dei quali a elettrificazione completata serviranno anche Belluno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano tornerà a rimontare sull'Italia, sul nostro territorio tanto sole e caldo in intensificazione. Il dettaglio di domenica 21 luglio. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio ci attendiamo qualche veloce temporale di calore sui monti bellunesi e localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime piuttosto calde, oscillanti tra i 29 e i 34 gradi circa. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno o poco nuvoloso con isolati acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi, le massime tra i 29 e i 32 gradi circa.
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo al mattino. Col passare delle ore invece saranno possibili occasionali rovesci un po' su tutta la regione, tuttavia in esaurimento entro la serata. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 33 e 34 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.